avere questa sala così gremita per questo incontro organizzato dal Comitato No Polo Logistico di Tribano per capire quali saranno le conseguenze per il territorio e per la salute se fosse costruito un megapolo logistico da 150.000 metri quadrati in una zona di Tribano che tutti voi conoscete bene, chiamata Le Vallette, che da sempre ha un grande rischio idrogeologico e che ora corre un altro grandissimo rischio, quello di essere completamente cementificata. Questa sera avremo l'opportunità di sentire molte voci di esperti sull'argomento, dalle voci dei comitati a quella di architetti, a docenti universitari che si occupano di consumo di suolo, ma anche di medici e di esperti di rischi idrogeologici. Quello di Tribano purtroppo non è l'unico polo logistico del territorio, perché anche Monselice ha conosciuto 320.000 metri quadri di cemento con la costruzione del polo di AgroLogic e una sorte simile sembrerebbe toccare anche a Maserà, con 102.000 metri quadri di cemento sempre a favore di poli logistici, praticamente un territorio consumato fortemente dalla logistica. Allora, questa sera avremo veramente una serata ricca di interventi e io lascerei prima di tutto la parola a Pierluigi Gallo, presidente del comitato Lasciateci Respirare di Monselice, un comitato che da 30 anni si occupa di difesa del territorio e da cui è nata anche la sezione appunto del comitato No Polo Logistico di Tribano. Gli interventi di questa sera sono veramente molti, quindi cercheremo di essere celeri. Abbiamo anche un intervento via Zoom e quindi insomma vi ringrazio per la presenza e lascio la parola a Pierluigi. Buonasera, mi sentite di là? Sì. Buonasera, sono Pierluigi, io sono il presidente in questo momento del comitato Lasciateci Respirare. Il comitato nasce circa 30 anni fa, 28 anni fa, 30 anni fa, in ordine di grandezza, da una riunione che si è fatta nel quartiere del Carmine a Monselice, dove si andava a trattare la combustione dei copertoni all'interno delle cementerie. Una sera, durante questa riunione, appunto, i cittadini hanno deciso di fondare in qualche maniera questo comitato e alla domanda e come vorreste che ci chiamassimo, una signora all'epoca ha detto lasciateci respirare. È stata proprio quasi una liberazione, una sfida, no? Nel dare un nome di questo tipo al comitato. Il comitato in verità nasce e questo tipo di incontri sono nati a valle di un ennesimo funerale di una persona giovane morta per cause di tumore che lavorava all'interno appunto delle cementerie Monselice, e durante l'omelia, durante il funerale, l'allora parroco della parrocchia del Carmine sbottò dicendo: io sono stufo di celebrare funerali di gente giovane che muore per questo tipo di malattie e lavora all'interno delle cementerie. Questa è stata un po', come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto partire la fondazione del comitato. In questi 30 anni il comitato si è occupato di questioni ambientali, si è occupato di salute, si è occupato di lavoro e molto spesso viene dato, come dire, come alternativa all'ambiente, la salute al lavoro, cosa che non dovrebbe succedere, almeno per come la vediamo noi. Dovrebbe essere trovato un equilibrio, un connubio, no? Tra il lavoro giusto e la salute che è doverosa. Ci si è occupati anche di diritti sociali, ci si è occupati ultimamente di poli logistici, ci si è occupati di
impianti di biogas, vedo alcuni amici insomma, che sono presenti sul territorio sempre a nome del comitato Lasciateci Respirare, che ultimamente ha accolto, come dire, come ultime adesioni il comitato di Maserà e il comitato di Tribano, che si sono affiancati a Lasciateci Respirare proprio per le questioni dei poli logistici. Ma vedo Gianni da Sant'Urbano per la questione del biogas, abbiamo gli amici di Lozzo Testino per la questione degli allevamenti intensivi, quindi abbiamo parecchie problematiche sparse su questo nostro territorio. Abbiamo ancora la cementeria a Monselice, quindi insomma la discarica di Sant'Urbano, e abbiamo chi più ne ha più ne metta, ma ormai abbiamo parecchie cose che bollono in pentola. Io non mi dilungo oltre, lascio la parola a chi viene dopo di me, che sicuramente ha cose più interessanti delle mie. Io dico solo una cosa, sono contento di vedervi, di vedere questa partecipazione così numerosa. Dall'altra parte però mi dispiace di vedervi, nel senso che fa piacere incontrare persone e vedere che la mobilitazione è viva. Mi dispiace che ci incontriamo sempre per cose che vanno più o meno così, nel senso che ci si trova sempre di fronte a fatti quasi compiuti, a decisioni quasi prese, a dover dire no. Poi dicono che siamo quelli del no. A me piacerebbe essere il comitato dei sì. Mi piacerebbe però che i sì che vorrei dire fossero legati a cose fatte con la testa. Molto spesso ci troviamo di fronte a cose fatte, non lo dico, lo lascio qui. Ecco, grazie di tutto. Grazie Pierluigi. L'ultima volta che ci siamo ritrovati in questa sala da un incontro organizzato dalla minoranza di Tribano, c'era un grande fermento da parte della popolazione che non accettava questo progetto, e proprio quella sera lì sono state messe le prime basi per la creazione del comitato No Polo Logistico di Tribano. Io adesso infatti lascio la parola a Chiara De Rossi, rappresentante del comitato, che ci racconterà un po' la storia di questo comitato, le vostre finalità, e anche con degli esempi video e delle slide ci racconterà il perché no a questo progetto. Buonasera a tutti, io sono Chiara De Rossi e sono referente di questo nuovo comitato popolare che nasce qui a Tribano solo pochi mesi fa, proprio in seguito ad alcuni incontri che ci sono stati, e qui abbiamo saputo che ci sarebbe stata l'idea di fare un polo logistico a Tribano di circa 150.000 metri quadri. E noi ci siamo formati come comitato perché vorremmo fermare questo eventuale progetto. Ringraziamo innanzitutto il Comune per averci concesso questa sala per fare il nostro evento, e ci teniamo a sottolineare anche che abbiamo avuto possibilità di dialogo sia con l'amministrazione sia che con l'opposizione per capire meglio che cosa dovrebbe succedere nel nostro territorio. E niente, vorrei iniziare questa serata con la proiezione di due brevissimi video in cui sono proprio i cittadini come noi che parlano. Vogliamo ricordare le vittime del cancro? Pino Franca, Saraceno Agata, Fazio Pina, Zinnante Domenico, Pucè Teresa. Tra di noi ragazzi esiste uscire, stare in piazza, girare, ma appena viene detto zona industriale, inquinamento, industria, nasce proprio sorge un silenzio. C'era gente che è venuta da tutta l'Italia in pratica
poter fare dei lavori qua, che si innamorava insomma di tutto quello che c'era attorno all'inizio, agrumeti, ortageti, uliveti, quindi c'era di tutto e di più. Sembrava un paradiso. Sai, ci sono giorni che il vento porta tutta la puzza qui, ad Augusta. La puzza di benzina, di nafta, tipo di zolfo. Si entra proprio dentro. E quando si parla di inquinamento, c'è chi ne parla in termini astratti, ma c'è invece chi questo inquinamento lo vive in termini concreti. Durante la malattia di mio padre non volevamo avvicinarci, neanche passare davanti alla zona industriale. Non si deve tacere e non si deve, come anch'io ho fatto per anni, la zona industriale è lì, io sono da un'altra parte, mi giro dall'altra parte dove fanno i bambini, non c'è, perché io non la vedo, non c'è, no, c'è nonostante io non la voglia vedere, quindi è bello vederla, anzi è più utile. La storia è sempre la stessa. Siamo in Sicilia, c'è la mafia, c'è la politica, gli affari, perfino la magistratura, tutti ci mangiano, tutti. E la scusa è sempre quella, la vocazione industriale del territorio. Così ci continuano a sacrificare per questo minchia di petrolio. Questa invece che vediamo è l'area di territorio dove dovrebbe sorgere il polo logistico, quella evidenziata dalla linea verde, mentre a destra vediamo con la lettera A evidenziata la zona che è stata, dove è stata fatta la variante per poter fare questo polo logistico. Tutti i relatori che sono presenti questa sera ci parleranno ognuno chi parlerà del danno per l'ambiente, chi del danno per la salute, chi del consumo del suolo e chi dell'illusione di nuovi posti di lavoro. Infine volevamo ricordare che il progetto di poli logistici riguarda tutta Italia, ci sono tantissime città che vedono il proprio territorio, questi progetti in attuazione, molti si stanno muovendo per contrastare l'eventuale attuazione di questi progetti, quindi non solo in Veneto ma in tutta Italia. Il dottor Pileri ha tenuto molti interventi ultimamente, purtroppo nel territorio di Padova, che come sapete è la provincia più cementificata del Veneto, e il Veneto è la seconda regione più cementificata d'Italia. Insomma abbiamo veramente dei primati importanti, ma soprattutto poi la zona della Bassa Padovana è un territorio che è preso di mira, come ci ricordava prima Pierluigi Gallo, da impianti a biogas, impianti fotovoltaici che vanno a consumare terreno agricolo, da poli logistici come quello di Agrologica che ha consumato un terreno fertile e che era coltivato fino a pochi anni fa, ma soprattutto poi tra qualche anno forse dovrebbe arrivare anche il secondo casello autostradale di Monselice, che al momento sembra... Ci siamo? Lascio allora la parola al dottor Pileri, buonasera. Ok, perfetto, benissimo. Allora io ho sentito un po' di cose, buonasera a tutti e tutte. Mi piace molto questa cosa di richiamante lasciateci respirare, anche perché il consumo di suolo esattamente soffoca, bene? E sicuramente si può evitare il polo logistico di Trivano, semplicemente può farlo la politica e urbanisti possono fare queste cose, certo, vi diranno che non è conveniente, vi diranno che è stato già approvato una variante urbanistica, vi diranno che si va incontro delle penali, vi diranno che la legge veneta non lo consente. Ma se ci pensate però la legge veneta la scrivono quei politici insieme agli urbanisti, quindi come dire, si sono apparecchiati la tavola con delle stoviglie fatte apposta per dire poi che non si può fare diversamente. Quindi c'è un problema iniziale in tutta questa faccenda, che è un problema legato alla
non comprensione di che cosa si sta combinando sulla crosta terrestre fondamentalmente. Allora la prima questione è che sono queste cose, oggi c'è un eccesso, il Veneto ha un curriculum disastri ambientali che è terribile, cioè adesso prima qualcuno, Pier Luigi, se dicono bene il nome, ne ha elencati alcuni, ma ha dimenticato il PFAS. I PFAS, voglio dire, arrivano dal Veneto e se oggi li abbiamo un po' dappertutto, dobbiamo anche ringraziare alcune situazioni venete nel passato. E se ci pensate, poi abbiamo Marghera, poi abbiamo tantissimi, poi ogni regione ha le sue, intendiamoci, però è evidente che tutte queste azioni di degrado dei suoli, degrado dei territori, arrivano tutte da azioni e decisioni che sono la combinazione tra un volere di forze economiche, un consentire da parte di forze politiche e un non spiegare ai cittadini di cosa si tratta. Quindi non mi stupisce che oggi vengano prese delle decisioni all'oscuro dei cittadini, perché oggi i cittadini sono molto più consapevoli e quindi se venissero prese in totale trasparenza sarebbero i cittadini a dire ma che state facendo? Ma anche no. Allora, perché è un guaio il consumo di suolo? Oggi soprattutto, perché allora, il suolo dovete pensarlo, innanzitutto dimenticatevi il suolo che voi vedete di solito come una superficie, bidimensionale, il campo agricolo, piuttosto che se voi prendete i documenti dei piani urbanistici troverete delle mappe che sono completamente bidimensionali, colorate, il colore esprime una volontà di trasformazione del suolo, il bianco esprime l'indifferenza. Disastro concettuale, ovviamente. Allora, il suolo innanzitutto non è una bidimensione, ma il suolo è uno spessore, ed è uno spessore vivo, va bene? Ed è l'ecosistema, uno dice ma chi se ne frega dell'ecosistema, è l'ecosistema in assoluto più prezioso che noi abbiamo sulla faccia della Terra. E se noi siamo qua, e anche se io sono a distanza, voi siete là e siete tutti in una sala, respirate e non siamo crepati tutti di Covid, sapete cosa lo dobbiamo? Ci hanno raccontato che lo dobbiamo esclusivamente ai vaccini. Questo non è assolutamente vero. Lo dobbiamo soprattutto, anche e soprattutto, a una cosa che si chiama biodiversità. Va bene? Allora, biodiversità cos'è? È la diversità di specie che ci rende, ma anche la biodiversità genetica. Tutti noi siamo della stessa specie, ma tutti noi abbiamo un corredo genetico differente. È questo che ci salva, perché arriva un virus e ognuno di noi risponde in modo diverso. Questo fa sì che non tutti noi ci ammaliamo fondamentalmente. Ora, la biodiversità è in questo momento ciò di cui la politica dovrebbe in assoluto preoccuparsi più di tutte le altre cose, assieme al clima, ma le due cose sono legate. Perché? Perché il nostro serbatoio di cure, è il nostro serbatoio di cibo, è il nostro serbatoio di tutta la produzione di acqua pulita. Questo serbatoio, questa biodiversità, il 30% di questa biodiversità è nei primi 30 cm di terra. Va bene? Ma se in questa terra non cementifichiamo, sarà biodiversità. Ok? Ogni volta che noi cementifichiamo, ciao, controllo della temperatura, aumenta. Fate conto che oggi il differenziale, ormai abbiamo calcolato il differenziale di temperatura tra le aree urbane e le aree non urbane, arriva dai 7 ai 12 gradi. Dai 7 ai 12 gradi vuol dire che ormai nelle città noi entriamo dentro un forno, va bene? E questo forno diventa caldissimo da adesso fino a ottobre. È terribile. Quindi oggi l'anno scorso abbiamo contato in Europa 35.000 morti per eccesso di caldo, tutti in aree urbane. Quindi è chiaro che oggi siamo arrivati a un punto di enorme eccesso di urbanizzazione e di enorme consumo di suolo, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle norme che sono le norme che non funzionano, sono dei colabrodo fondamentalmente. Quella del Veneto è una di queste, un colabrodo. È fondamentalmente una legge che richiede di non consumare suolo, ma si attrezza con tutta una serie di deroghe, tantissime deroghe e tantissime enunciazioni, perché oggi la logistica è chiamata un interesse pubblico, importante, indifferibile, e questo fa sì che le valutazioni ambientali siano più leggere, questo fa sì che ci sono alcune autorizzazioni che vengono date con maggior facilità,
e senza rendersi conto che si sta distruggendo la risorsa più importante che c'è per la biodiversità. Abbiamo già detto che il cibo, il 95% del cibo è prodotto dai primi 30 cm di terra, va bene? Il 99% delle calorie che noi assumiamo arriva dalla terra, ma come forse ricorderanno dall'Unione della Romagna, che ha sfiorato il Veneto, ma dopo domani potrebbe arrivare anche il Veneto, intendiamoci, fate conto che ogni volta che si urbanizza, la quantità di permeabilizzazione che si spalma con la cazzuola sul territorio fa aumentare di almeno 6 volte, almeno 6 volte la quantità di acqua che rimane in superficie perché non si infiltra. 6 volte. È ovvio che la Romagna si è riempita di uno tsunami d'acqua, perché è tra le regioni, insieme al Veneto, più urbanizzate. Quindi se si continua a urbanizzare laddove le aree dovrebbero essere permeabili e consentire all'acqua di svolgere il suo ciclo idrologico regolarmente, è evidente che andiamo incontro a maggiori rischi, maggiori costi, maggiori danni, maggiori vittime. Quindi questo deve essere chiaro per tutti. Quindi è chiaro che chi si prende questa responsabilità si prende la responsabilità di produrre dei danni ambientali. E questo lo si deve ricordare, se magari si è dimenticato. Allora, il Veneto è pieno, adesso io avevo preparato una tabella, ma ve la dico sicuramente. Tra l'altro è un'altra cosa che voglio che sia chiaro a tutti. E va di moda, credo anche in Veneto, dire che sono gli alberi che fanno la differenza, se non che stanno tagliando a bizzeffe per riempire, ma insomma poi questo è un dettaglio. Che sono gli alberi che fondamentalmente sono i grandi regolatori climatici. Ora, questo è solo parzialmente vero, se non addirittura quasi del tutto non vero rispetto al suolo. Allora, di fatto gli alberi, la fotosintesi clorofiliare, adesso non abbiamo tempo, ma fate l'atto di fede che trovate un po' di cose nel mio libro. La fotosintesi clorofiliare dovete pensare che i boschi sono un grande zerbino che acchiappano dal CO2, l'anidride carbonica, il grande gas climalterante. Questo grande zerbino fatto di boschi, proviamo a semplificare così, e anche di prati. I prati sono importantissimi, sono quasi più importanti dei boschi i prati. Noi pensiamo che un prato può essere cementificato come se nulla fosse. Questo grande zerbino cattura un sacco di CO2, in parte la usa per se stesso, trasformandola in glucosio, adesso è complicato da spiegare in 3 minuti, ma dal 10 al 40% e più di tutta questa cattura di CO2 non rimane nel tronco, nelle foglie, nei frutti, non rimane lì, ma viene iniettato nel suolo. Va bene, questa è una cosa che poi nessuno spiega, non si capisce per quale motivo nessuno spiega, ma dovete pensare che ogni albero, ogni filo d'erba, va bene, è una grande siringa che inietta CO2 nel suolo. Solo quando la CO2 va nel suolo, lì rimarrà per sempre, 5.000 anni. Quel carbonio, una volta che entra lì, prima di uscire dal suolo, ci mette 5.000 anni. Un albero, quando un albero monumentale, va bene, il legno, il fatto di lignina, è una variante del glucosio, quindi è sempre il CO2 che viene catturato dall'atmosfera. Ma quando un albero monumentale che ha 370 anni, tranne ortomano, che sono degli alberi plurisecolari da 600 e anche più anni, forse anche 1.000 anni, ma è una rarità in tutta Europa. Quando un albero da 360 anni è di 15 tonnellate di CO2, capite? Cioè, mentre nel suolo ogni anno vengono iniettate globalmente 500 miliardi di tonnellate di CO2, va bene? La quantità di carbonio che c'è nel suolo equivale a 4 volte la quantità di carbonio che è in tutta la vegetazione terrestre. Allora, è evidente che tutto questo salta in aria, va grande all'aria, nel momento in cui io cementifico, va bene? Perché sto praticamente separando il cielo dal suolo e di conseguenza le piante che vivono solamente di suolo e di acqua, va bene, automaticamente smettono di vivere e di conseguenza il suolo non è più quel deposito di insicurezza di carbonio. Allora, questa roba qui, ma voi pensate che è scritta sui piani urbanistici? Zero. Io segno urbanistica, zero perché o non si sa, si finge di non sapere, si pensa che non sia importante, ma se oggi siamo, come dire, su una padella, esattamente perché abbiamo talmente riscaldato il pianeta, talmente
tolto capacità al pianeta di contenere il calore, va bene, perché quando l'astrichi è un disastro, e evidentemente se continuiamo a farlo non facciamo altro che peggiorare la situazione. Quindi in questo momento dobbiamo azzerare il consumo di suolo, ma azzerarlo, va bene, cosa che nessuno fa, perché si mettono in bocca 1000 euro. Il Veneto è la seconda regione a maglia nera d'Italia, da anni è così, nonostante i politici veneti dicano l'esatto contrario. Peccato che i dati non danno retta ai politici veneti, i dati sono dati, non sono bugie, quello sono certo. Rispetto alle definizioni che la legge veneta si è data, a Veneti ritengono di essere a zero consumo di suolo, perché hanno deciso che certe categorie non sono conteggiabili, ma l'hanno deciso loro. De iure, ma de facto il Veneto è un disastro. Ti dico, a livello logistico, sapete che la storia del capannone in Veneto ha fatto la storia purtroppo, e oggi mi piacerebbe sapere, prima di prendere una decisione sulla realizzazione di nuovi capannoni, mi piacerebbe sapere quanti capannoni oggi sono vuoti e inutilizzati. Qualcuno sa il numero esatto, perché è anche un po' dire improbabile, irresponsabile andare a dare l'autorizzazione per nuovi capannoni quando magari nel comune di fianco o nell'altro comune esistono già dei capannoni non utilizzati, che dovrebbero essere modificati all'occorrenza per le esigenze che hanno un nuovo sviluppatore. Ma il problema è che noi non sappiamo neanche quanti capannoni non utilizzati in queste decisioni tempi. E questo è purtroppo un compito della politica, darci questo numero. Adesso vi do io un numero. Esiste comunque, voi potete andare, dico dell'ISPRA, dell'Agenzia peraltro del governo italiano, neanche dello Stato italiano, ma del governo italiano, l'Agenzia Ambientale del governo italiano, e vi trovate i dati di consumo del suolo. Relativamente alla logistica, tanto per essere molto chiari, andiamo a vedere il dato, eccolo qua. Ecco, il detto, tra il 2006 e il 2022 ha urbanizzato di capannoni, non le strade che poi arrivano ai capannoni, che poi le rotonde che servono per gli allargamenti delle strade, e poi c'è tutta una filiera di trasformazione del territorio devastante quando arriva la logistica. Sono 172 ettari ed è una stima al ribasso. Vuol dire che solo per la logistica negli ultimi anni il consumo di suolo in Veneto è pari al consumo di suolo dello stesso Veneto di un anno, ma solo per fare capannoni. Cioè, non so se mi spiego, in un anno il Veneto consuma 739 ettari, solo per la logistica negli ultimi 12 anni ha consumato 772 ettari, cioè come se avesse un anno in più in cui consuma suolo, ma è follia questa roba qua. Non so se mi sto spiegando, cioè toglie il fiato. Quindi è chiaro che questo ha un enorme problema. Pertanto con un Veneto che nonostante 2 ettari completamente cementificati per fare capannoni, dal 2006 in poi, ha quello che noi chiamiamo consumo marginale di suolo, ovvero un indice che fa vedere quanto suolo più cementifichi rispetto a quante persone nuove ha in Veneto. Peccato che se il valore è negativo vuol dire che tu non hai persone nuove in Veneto, le persone scappano dal Veneto. Infatti il valore ultimamente è di meno 335 metri quadri per abitante. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Veneto continua a consumare suolo, ma gli abitanti continuano a decrescere. Nonostante gli immigrati, bisogna baciarsi i gomiti, perché sennò chi sta nei capannoni a fare i pacchetti e a portare in giro i pacchetti non sanno certe denti che hanno studiato, perché giustamente vogliono fare altro. Quindi tra l'altro la logistica offre una qualità di lavoro che non è adeguata alle aspettative, no, di studio e di specializzazione che giustamente e correttamente abbiamo. Quindi il valore di consumo marginale di suolo in Veneto è fortemente negativo, quindi dovrebbe essere una roba che dovrebbe fermare tutto, solamente con questo dato. Il consumo di suolo per la logistica in Veneto è stratosferico, non sappiamo quanti capannoni abbiamo a disposizione e ne abbiamo già sicuramente tantissimi in tutte le regioni così, quindi di conseguenza si profila una decisione che i cittadini correttamente ritengono irresponsabile.
e hanno assolutamente tutte le ragioni per poter dire questa cosa. La provincia di Padova è tra le più identificatrici che noi abbiamo. Anche il comune di Padova ultimamente addirittura tra un anno e l'altro ha aumentato del 710% il suo consumo di suolo, il solo comune di Padova, e la provincia di Padova ha credo consumato, vado a verificarlo, 122 ettari, se non mi ricordo male, perché non vuole questo non lo so, 102 ettari in un solo anno, quindi vuol dire non so neanche un milione di metri quadri, cioè una roba folle, ok? Ora, non credo di avere altro tempo per dire questo, quindi onestamente, come dire, poi non c'è il tema dell'agricoltura, non è che l'agricoltura purtroppo, vedete come in Lombardia, intendiamoci, è un'agricoltura sana di cui possiamo essere fieri. Purtroppo l'agricoltura industriale, sappiamo tutti i problemi dell'agricoltura industriale, dell'accesso di zootecnia, quindi già abbiamo problemi nell'agricoltura. Chiaro che se li aggiungiamo anche nell'urbanizzazione facciamo filone. Quindi quello che ci tengo a dirvi è allora, il suolo è un ecosistema, è vivo, è sede di biodiversità, è fondamentale lui il grande regolatore climatico assieme agli alberi, ma non sono solo gli alberi, attenzione, regola il ciclo delle acque, quindi è disastroso se si continua a urbanizzare, e purtroppo siamo in una regione che non ha mai dato cenno di voler ridurre il consumo di suolo. Quindi è chiaro che la prospettiva purtroppo per i cittadini veneti è quella di trovarsi sempre più circondati da cemento e quindi sempre più spaesati, sradicati e in una condizione ecologica e ambientale sempre più grave. Quindi sì alla biodiversità, sì al suolo, sì alla buona agricoltura, sì alla regolazione climatica e ovviamente questo fa sì che bisogna lavorare sì al recupero delle strutture edilizie già esistenti piuttosto che andare a toccare i suoli. Comunque ecco, vi consiglio tra l'altro un libro che è uscito poco tempo fa, prendete nota, di un bravissimo docente di Padova che si chiama Adriano Zamperini, che credo che conosciate, che è uno psicologo sociale che si è occupato di fenomeni ambientali, di disastri umani, che bisogna smettere di chiamarli ambientali, che ambiente non si occupa di fare disastri, se non i terremoti. Ecco, il resto sono tutte cose di cui noi abbiamo lo zampino. Ecco, questo libro si chiama ha un titolo molto significativo, si chiama Violenza invisibile, bene? Einaudi, e proprio racconta di come le trasformazioni, gli inquinamenti, che noi non vediamo, non riusciamo a capire oggi perché nessuno ce le spiega, quanto possono essere disastrosi, che sapeva la vicenda dei PFAS, no? C'è i PFAS, no? Non diventano fra 10 anni, 15 anni, quindi ha ragione quel prete a dire sono stufo di fare funerali, io se fossi prete non li farei più, li lascerei sulla piazza le bare. Così si sommano e la gente, forse la politica, vede le cose e non capisco cosa c'è non vederle. Perché le comunità continuano a essere violate con la promessa di lavoro di pessima qualità, tra l'altro, in nome di cosa? Di avere 5 auto, 7 auto? Ecco, è chiaro che anche noi dobbiamo fare la nostra parte a rivedere le nostre abitudini di benessere. Questo è un malessere, ovviamente, è mal territorio, non è buon territorio, non è benessere. Comunità violate, Adriano Zamperini, eccetera. E poi abbiamo bisogno che i comitati siano forti culturalmente, questo è molto importante. Cioè devono come dire, dare non mi viene il termine, ma devono essere davanti alla politica, devono far capire che loro le cose le sanno. Questo è molto importante, quindi i comitati devono irrobustirsi sulle questioni culturali e ambientali, molto irrobustirsi, già sono straordinari, ma c'è sempre bisogno di essere 5 passi avanti alla politica. Non è difficile, con i tempi che corrono, però. Ieri
una piccola facetta che ha detto che bisogna rivedere le nostre abitudini. Perché effettivamente io penso che la necessità di tutti questi poli industriali dipendono da cosa? Dalle nostre scelte. Perché questi poli industriali servono a cosa? A distribuire le merci che noi compriamo. Quindi Amazon, Temu, tutte quelle cose lì. Per cui parte da questo il cambiamento, non parte da dire semplicemente no, ma parte da cambiare le proprie abitudini personali molto prima che ci sia la necessità di costruire un polo logistico. Lei cosa crede? Vero, assolutamente, no, è così, assolutamente, ognuno deve fare la sua parte, però adesso non facciamoci del male, cioè, voglio dire, è vero, dipende anche assolutamente da noi, dobbiamo far cambiare questo modello in cui ci hanno infilato, ci siamo anche infilati, dobbiamo capire che se vogliamo un futuro per noi, i nostri figli, questo è il momento di cambiare. Il cambiamento è doloroso, è evidente che avendo rimandato per anni e anni il cambiamento poteva essere dolce, il cambiamento, oggi il cambiamento non è dolce. Il famoso veto della balena bianca, tutti i cattolici avrà letto e l'avrà dato sì, voglio dire. Ecco, anche lì si dice basta ragazzi, se ci davate retta 15 anni fa, 20 anni fa, potevamo fare un cambiamento dolce. Adesso non è più possibile, dobbiamo fare delle scelte da freno a mano, capito, in curva, quindi devi tenere l'auto in più frenare la mano, è complicato, però si può fare, siamo ancora nelle condizioni di farlo. Però non facciamoci del male dicendo che le vittime sono quelli che devono iniziare per primi. Allora, c'è una responsabilità politica, deve essere chiara questa cosa, è evidente che c'è una responsabilità politica. Avete votato voi, ho votato io in Lombardia, purtroppo in Lombardia è andato su certo quello che ho votato io, ma insomma, quello che è chiaro che dobbiamo interloquire, abbiamo il diritto di parlare con i nostri responsabili politici, abbiamo il diritto di dire le cose che vogliamo e abbiamo anche la furbizia di essere molto più preparati di loro per far capire l'errore che loro stanno facendo e che noi non siamo più disposti ad accettare. È evidente che anche il nostro comportamento deve cambiare, non posso accompagnare i miei figli a scuola a 400 metri in auto, no? Anche se è elettrica, chi se ne fotte, li accompagno a piedi, per dire, no? Non posso mangiare prosciutto tutte le sere quando so che gli elementi zootecnici sono il 30% delle emissioni, costituiscono il 30-25% se non ricordo delle emissioni climalteranti. Devo capire che la carne la mangio una volta al mese. Ma a me piace, pazienza se ti piace, farai delle grandi verdure. È chiaro che c'è bisogno, sto un pochettino dicendo un po' la cosa in modo provocatorio, però è evidente questa cosa qua. C'è bisogno di un cambiamento perché fin quando i politici non vedono che effettivamente i cittadini sono disposti a cambiare, diranno ma sì, poi sono 4 gatti del no, ma tutto il resto cosa vuoi? È evidente che il resto deve rimanere la minoranza e non la maggioranza, quindi è vero questa cosa qua, però intendiamoci, l'energia dei comitati deve essere un'energia non solamente rivolta a se stessa, al cambiamento, perché questo già voi lo fate, già stasera siete qua anziché godervi una serata, non so, facendo altro, quindi già siete protagonisti del cambiamento. È evidente che dobbiamo culturalmente alzare il livello, la biodiversità. Il sindaco deve sapere cos'è oggi, perché questa è la partita. Il cittadino può non saperlo, ma il sindaco deve saperlo. Il sindaco deve sapere cos'è la fotosintesi clorofiliana, il sindaco deve sapere cos'è il suolo, questo è fondamentale. Oggi invece noi purtroppo stiamo dando in mano il futuro del paese, dei nostri paesi, a delle persone che non sanno cos'è la sfida climatica, che non sanno cos'è l'ecologia, che prendono dei soldi per fare la transizione ecologica. Ma guardate, io faccio professore universitario, quindi incontro tantissimi sindaci e a volte ho delle responsabilità sulla definizione dei finanziamenti, chiedo loro ma cos'è l'ecologia? E non mi sanno rispondere. Non è che voglio fare l'esame, però voglio dire, ma scusami, ma se prendi centinaia di migliaia di euro nel tuo comune per sviluppare l'ecologia, ma non ti sei mai chiesto cos'è l'ecologia, come è possibile questa cosa? Quindi abbiamo bisogno anche noi cittadini di portare la politica a essere costretti ad alzare il livello. Va bene? E noi sappiamo fare questa cosa qua, la sappiamo fare, la sapete fare benissimo. Grazie per il contributo. Vado in collegamento su. Ciao.
Grazie da parte di 100 persone. Vive la nostra mano. Zanzoni, no? Degli eroi, Zanzoni, ragazzi, avete Zanzoni. Tanta roba, Meneghello. Ma come è possibile aver fatto il bifasso un popolo così? Io non ci ho capito. No, ci penso e impazzisco. Come è possibile? C'è stato qualche errore da qualche parte. Grazie ancora. Mi sono capito. Cade sul tubo non cade. Lo facciamo cadere noi allora. Lo caderei io, devo fare un'autocaduta. Ciao. Continuando sulla scia di chi si occupa di urbanistica, chiamerei al microfono l'architetto Alessandro Calzavara, architetto e urbanista, che spiegherà il motivo per cui questo progetto è inaccettabile. Intanto buonasera e grazie dell'invito. Sono solo urbanista, sono uno dei pochi puri ancora, infatti sono protetto dal WWF, in quanto l'arte di distinzione è il fondamentale, poi forse mi toccare. Microfono. Sì, non ho molta voce oggi ho trovato il microfono e quindi come tale una piccola valutazione, cioè io sono sempre un po', come si chiama, non conformista da tanti punti di vista e di solito tendo a sottolineare le cose. Ho capito i modelli personali, però quando so che 20 aziende nel mondo producono il 75% dell'inquinamento, è più facile piuttosto che cambiare 60 milioni di teste e cambiare 60 milioni di persone che votano, o no? Cioè, sono 20 le aziende. Mi guardate Priolo, ok, ma di chi è? Cioè, Augusta, di chi era Augusta? È di Sonatrach. Sonatrach cos'è? Una multinazionale algerina. E quella vicina di Priolo di chi è? È la Lukoil russa. Cioè ragazzi, noi venivamo fuori dagli anni 60 che ci dicevano l'Occidente cattivo colonizza per esportare le immondizie nel terzo mondo. Mi pare che sia successo il contrario, oppure probabilmente siamo noi diventati il terzo mondo. Cioè, questo è un grosso problema da questo punto di vista. Il controllo di quelli che sono i macro sistemi è diventato talmente labile che ormai veramente facciamo fatica a venire fuori e creiamo dei grossissimi problemi. Si tenta a dire ma non mangiamo meno maiale, perché credete che una mela sia meno inquinata? Credete che un'insalata crei meno problemi? O la padella che usi per saltare il coso con cui è fatta quella cosa che diceva Vicenza che è inquinato il mondo? Oppure il tuo impianto sportivo, la tua giacchetta che è il tuo impermeabile, il tuo kiwi, eccetera, eccetera. Cioè ormai è talmente, sto eccedendo ovviamente il teatro, per dire semplicemente una cosa, la complessità del problema. E purtroppo mai al mondo abbiamo avuto problemi così complessi con dei bambini così semplicisti al governo mondiale, e quindi non sto parlando del nostro, cioè nel senso che ci troviamo di fronte a delle persone che sono o volenti o nolenti, non lo so, non sono qua a discutere, assolutamente incapaci di gestire la complessità del problema. E questo, ripeto, è un problema estremamente grave, se non il problema dei problemi. E la logistica, proprio come anello di congiunzione, purtroppo è la somma di tutti i problemi che abbiamo a cascata. Cioè nel senso che sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista della distribuzione, sia dal punto di vista del consumo, rappresenta probabilmente una delle sfide fondamentali del nostro futuro. Si fa presto a dire logistica. Logistica è una marea di sistemi. Ci sono almeno 5 livelli diversi di logistica. Non è semplicemente mettere insieme il consumatore con il produttore. È un produttore che entra in contatto con un altro produttore, che entra in contatto con un altro produttore, che entra in contatto con un altro distributore, che entra in contatto di... È una catena infinita. Una catena infinita su cui poi vedremo si concentra la maggior parte del prodotto interno lordo.
Tu quando compri un profumo compri il 75% di immagine, quando compri il pomodoro spendi il 50% di trasporti e logistica. Non stai comprando un pomodoro, stai comprando mezzo pomodoro. Il resto è finito su altri settori. Tanto è vero che si è spostato, non è più trasporto, la logistica ora è più cash, e e-commerce è tentata vendita, e internet service, ovvero sia ha integrato, pensate ad Amazon, Amazon non è un logista, è un venditore globale che vende servizi a tutti i livelli. Fece una proposta una volta in Regione Veneto, mi hanno guardato un po' male, perché pagano gli stessi oneri di urbanizzazione? Sono di fatto un negozio. Perché Tony Boykin paga 200 euro per guardare quegli oneri e Amazon 80? No, anche se è una cosa che non va, cioè nel senso che è lui un commerciante e quindi va trattato come commercio, no l'altro, tra virgolette. Voglio bene Amazon da un certo punto di vista, perché come dice giustamente Pinelli, c'è bisogno di una biodiversità. Il problema è quando Amazon si mangia tutto, questo è il grosso problema, quando abbiamo appunto una diversità commerciale e quindi non è più un'attività di movimentazione, è diventata una un'attività un po' complessa e tra virgolette abbiamo situazioni di contatti dalla Cina a Verona e tra merci della DB, tra Uber, l'Oggio di Zaia. Ma tu sai cosa ti porti dentro con la logistica? Perché uno dei problemi della logistica è anche rendere competitivi i mercati esterni, molto distanti, che già su mercati che sono aggressivi, che lavorano con livelli di prezzo molto più bassi di quelli della produzione, diventa molto più facile commercializzare a lunga distanza. E questo crea che cosa? Un effetto stranissimo, per cui prodotti a lunghissima distanza, prodotti a distanze folli, costano molto meno di prodotti che vengono prodotti di fianco a casa tua. Ti importi dentro dei competitors che sono estremamente complicati. È uno dei problemi della logistica. La logistica ti permette, tra virgolette, di accedere a mercati che hanno sistemi produttivi diversi, economie diverse, logiche diverse, appunto, e quindi come tali creano delle competizioni all'interno di. E c'è anche un altro fatto, cioè che quello quando tu parli di logistica, parli di grande distribuzione. Noi parliamo di cibo, mangiamo tutti sano, sì, no, non è vero, il 99% dei prodotti alimentari viene distribuito dalla grande distribuzione, il 90%. Ciò vuol dire che fondamentalmente la grande distribuzione ha bisogno di grande logistica che ha bisogno di grandi produttori. Questo distrugge il territorio, distrugge il paesaggio, è inutile, il piccolo contadino viene distrutto da questa cosa. Ho bisogno del grande produttore di polli che mi crea una grande macelleria, che mi crea una grande logistica per essere distribuito in una grande catena di distribuzione. Fa una quantità di danni che è clamorosa questa filiera. Non è solo logistica, ripeto, è un modo di pensare, un modo di vivere che sta cambiando completamente. Ripeto, il 90%. In genere nella catena del valore quanto rimane del 100% che viene speso di questo 90%? Al contadino rimane l'8-7%. Tutto il resto viene distribuito nella grande distribuzione, nella grande logistica, nella grande produzione e così via. Quindi abbiamo un depauperamento continuo, tra virgolette, di quelle che dovrebbero essere filiere virtuose. Non è un capannone, è un altro sistema e se questo non riesco a mettermi in testa, non posso fermare il degrado del paesaggio. Anche qua in Regione non capisco questa storia. Non puoi fermare il degrado del paesaggio se non esci fuori dalla logica della grande produzione. E dico, cosa c'entra il supermercato con... È così purtroppo perché, ripeto, ha bisogno di una standardizzazione. Se voi vedete intere aree geografiche sono devastate da questa situazione. Non solo italiane, ma anche estere. Cioè adesso mangi sano, mangi la quinoa, no? Adesso si usa, no? Cioè, voi state affamando la Bolivia. La quinoa era l'unico elemento della sostentamento per il 50% della popolazione boliviana, che adesso si trova costretta ad esportare. E loro muoiono di fame, e tutti di sano. Tanto per dire. Perché? Perché c'è una logistica in mezzo che la quinoa strano costa niente lì e qui costa ancora meno, non si capisce perché. E loro credono di guadagnare. Lavorate in Argentina, so come funziona, ti fanno costruire le piantagioni di gomma, ok, ti danno $100, l'anno dopo 90, l'anno dopo 80, l'anno
dopo 70, non dopo 60, dopo 50, e sto contadino che ha 100 ettari, i piccoli contadini hanno 100 ettari, dico, ma io non riesco a vivere, beh non importa, poi io compro da lui. Cioè, con un'aggressività che è connessa a un sistema di grande distribuzione, appunto, perché vive di questo, non è il porta a porta in cui ci troviamo. Questo è cosciente, tanto è vero che c'è una delibera della Giunta regionale che dice che si coglie l'occasione per precisare che non essendo la destinazione e l'uso logistica specificatamente disciplinata né dalla normativa statale né dalla normativa regionale, è opportuno che siano i comuni a regolamentare. Ah, che bella storia! Siccome non hanno regolamentato loro, non lo regolamento io, prendetevela voi. Ma che forza può avere un piccolo comune rispetto all'imprenditore che lascia lì 1 milione di euro e dice adesso ci trasformiamo? Che forza può avere? Ma tutti i nomi che avete detto, tutta la distribuzione, la logistica che sto vedendo io, è tutta fatta in piccoli comuni. Tutta. Anzi, i grandi comuni sono vuoti. Amazon costruisce a Rovigo, ma no sul polo intermodale di Rovigo pagato metà dalla regione, metà dalla provincia, metà dal comune che è mezzo vuoto, dall'altra parte della città di Vesicampi. Lavoravo nel comune di Venezia quando improvvisamente abbiamo detto blocchiamo i centri commerciali, non li facciamo crescere, li fatti crescere ma come? A 500 metri dalle cose. E allora ha detto noi cosa facciamo? Subiamo? No, li apriamo anche noi. È arrivato a quel punto e ha detto al comune di Venezia ciao, non lavoro più con voi, avete trasformato la tangenziale nella più grande via commerciale del mondo. E mi guardavano strano, gli stai dicendo, beh, se ne sono accorto adesso. Cioè non è che ci voglia molto per non è che ci voglia. Poi improvvisamente c'è anche un senso della logistica, c'è il Politecnico di Milano, c'è l'osservatorio della logistica del Novecento, c'è l'Assologistica per questo grande convegno del 2023. E lo sanno, l'8% del PIL nazionale ormai è logistica, l'82.000% sono le aziende che lavorano, 1.400.000 addetti. Se vedete il fatturato della logistica in Italia è in continua crescita, lo sanno tutti, quella è un assessore della regione Veneto, quella è. E lo studio è del Politecnico di Milano, però questo studio non mi quadra, perché loro si accorgono di questa cosa per fare un'analisi del piano dei trasporti e dicono ma c'è una diretta diffusione di innumerevoli poli industriali la cui accessibilità nella maggior parte dei casi è limitata e non è adeguata alle esigenze del mercato globale. Cioè la regione che dice a se stessa, dice comuni arrangiatevi, però ne state facendo troppi e tutti sparsi ed è difficile arrivarci. Non mi è chiara questa storia, molto spesso io allo specchio mi dico comunque rifrenati, ma io sono psicolabile e ovviamente sono fondamentalmente esonerato da questa cosa. Se vedi alcune cose, vedete per esempio il ruolo del ferro, cioè questa è fondamentale, cioè vedete come il traffico merci si è organizzato appunto su ferrovia è fortissimo. Ma purtroppo abbiamo solo la direttrice, quella del Trento, che lavora su un polo che è quello del quadrante Europa di Verona, eccezionale, che praticamente cos'è? La testa di ponte della Germania in Italia. Lì arriva Volkswagen, lì arriva Porsche, lì arriva Audi, lì arriva BMW. Dopo dico, va bene un po'. Dove non c'è questo, ovviamente il traffico è su quello autostradale e qua ci si interviene da quella parte, appunto più vicino, però a 10 km di distanza. Però se noti, ci sono due dati, questi sono i flussi di interscambio, cioè gran parte dei flussi di merce sono interni, il 47% dei flussi sono orientati da regione verso regione. E questo nasce dal casino urbanistico italiano, cioè, e soprattutto Veneto, dove tutto si dà battuto, e questo non va bene per il mondo. E il 14% sono esterni su esterni. Questi sono pericolosissimi perché cosa vuol dire? Importi i container dalla Cina, intagli le strade e questi container vanno in Germania. Capito? E questo è un grosso problema, in parole povere. E gli austriaci sapete che tanti fanno la guerra, dico, cavolo che tu passi il cambio in italiano per portare la roba in Germania sulla cara mia. Scusate, abbiate pazienza, caricate sul treno tutto. Noi gli diciamo, ma sul treno non ci capisce niente, no, fate più treni, cosa volete che vi dica? Non è mica colpa mia, e nasce questa cosa guerra, e allora gli austriaci sono cattivi. Ecco che improvvisamente, se noi facciamo le nostre logiche e le giriamo sugli austriaci, capiamo che non sono poi così cattivi, hanno
E qua non tornano i conti, perché se vedete solamente due poli, che sono fondamentalmente Verona e Padova, 6.200.000 metri quadrati di roba. Cioè non è poco, di logistica non si copre solo la parte coperta, la parte scoperta va di più. Se andate a guardare Europa vedete la bellissima distesa di Volkswagen, no, sono scoperto, cioè nel senso che conta anche la parte scoperta da questo punto di vista, quindi non ci interessa. Però se dopo vediamo gli indici che ci dà lo studio di Assologistica e appunto dell'Università di Milano, ci dice che ci abbiamo 7 milioni di metri quadrati. Ma come 7 milioni di metri quadrati? Quello studio, sai, del 2023 per Ragione Bene. Se solo due ne fanno 6 milioni e 2, cioè qualcosa non mi torna, cioè non mi torna appunto come dimensionamento. Ci sono un po' di dati che avvengono lì. È un buon investimento, vedete chi c'è dentro, sono investitori locali, istituti di crediti, operatori, investitori istituzionali, ci investono un po' di tutto dopo per le leggende fondamentalmente. E nasce finalmente il piano regionale dei trasporti, e qui ci sono cose bellissime, dopo che le leggende sono divertenti, e se ne accorgono, cioè loro dicono che c'è necessario lo sviluppo degli interporti, dei node core, eccetera, eccetera, complementari, interessante, nonché della navigazione interna e interregionale sul Po. E da quando ero piccolo così all'università che mi dicevano che bisogna fare il Po fluviale, adesso lo vogliono fare fluviale che non c'è più acqua. È interessante. Cioè probabilmente se lo andiamo a se lo asfalta così dice la vita. Cioè adesso lo fai, sono abbastanza dopo miliardi buttati via dal punto di questa roba. E se ne accorgono che dicono che bisogna fare un mucchio di interporti, ovviamente, però bisogna mettersi sulle reti di trasporto internazionali, e dicono però attenzione, ci sono un mucchio di problemi. Cioè, bisogna tenere conto delle esternalità negative, la congestione del traffico, l'inquinamento atmosferico, e qua c'è qualcosa che dico, sarebbe bene di capire che cos'è questa logistica. Per quanto ne so, quello che fa attrazione è un privato immobiliarista, non c'è un'attività di logistica, quindi può essere chiunque, può essere la piccola distribuzione che distribuisce al paese, può essere Amazon, può essere qualsiasi altra cosa. Questo cosa fa sì? Fa sì che l'investimento sia incontrollabile, non sapendo chi ci va. Ma c'è anche un altro rischio di cui si parlava prima, che questo qua addirittura non abbia nessuno dietro, e che intanto fa l'investimento e cerca e non trova nessuno. Cioè, capito? Un semplice, non so, c'è qualcosa di strano, no? Allora, quando io ho un intermediario immobiliarista, il suo fine è far circolare l'immobile. Non è quindi è un fine diverso da quello tuo, da quello dell'amministrazione, da quello della distribuzione. E quindi questo crea qualche problema. Una volta facevamo le aree industriali, c'era quello che faceva l'organizzazione, c'era i capannoni e dopo trovava le industrie. E questo faceva sì che molti capannoni stavano aperti. Secondo concetto, non vedo l'articolo 7 bis. Cioè c'è l'articolo 6 della legge regionale, ma l'articolo 7 bis richiede che tutti, come si chiamano, gli accordi che vanno sopra una certa cifra, che è molto bassa, 150.000 euro, bisogna fare antimafia. Nessuno si offende, no? Che io lo chiedono anche a me, non è che mi offendo. Quando adesso lavoro per il comune, mi chiedo antimafia, chiedo a tutti, cioè, attenzione che gli accordi di programma sono delle cose. Chi valuta il traffico? Se non so chi ci va, e non so dove va, e non so perché va, come faccio a valutare? Tanto è vero che sono abbastanza interessanti questi, cioè è una valutazione un po' sportiva quella che è stata fatta. Cioè dice, l'incremento del traffico sarà assorbito, questo cos'è il documento di VAS, cioè quello che fa valutazione di strategica dovrebbe andare in regione. Le regioni ti dicono, l'incremento del traffico sarà assorbito dalla viabilità regionale grazie alle rotatorie. Ma strano. Un pochino oserei dire, non sappiamo neanche quante macchine ci stanno sulla strada. Ti faccio un esempio, una volta ho fatto una variante non sua, e io attendo quelli della Vasti in regione avevo detto, sei un bastardo, non hai contato le macchine. Come non ho contato le macchine? C'è un incremento del 50%, sì, una cantina, da 4 operai sono diventati 6, sono 2 macchine in più. No, non è che mi metto a contare le macchine, perché su una statale passano macchine in più, tanto per dirti quanto sono cariche. Se passa una roba del genere, mi diverto moltissimo, perché c'è un po' logistico, senza per dire ho una valutazione del traffico, che non è solo per Lugano,
è da qui a 8,5 km, si suppone, no? Cioè, e da quanto ho visto, voi state anche bene, i problemi li troviamo un po' più a monte, ancora più gravi come situazione. È un po' pochino appunto l'emissione. L'aumento delle emissioni, come non sopporteranno potenzialmente le emissioni? Cioè, sta scherzando un po'. Cioè, sta dicendo che aumentando la 12 a 1 non muore di veleno, cioè, non mi è chiara questa cosa, cioè, perché ci sono delle cose un po', cioè, è stato fatto un po' velocemente. Tutta la valutazione ambientale è estremamente carente, è stata fatta molto sportivamente, probabilmente c'era poco tempo, c'erano pochi dati, forse non c'era neanche nessuno, ma ripeto, una valutazione dell'impatto trasportistico, dell'impatto ambientale dell'intervento è molto diverso. Non può criticare il passato che fate con leggi, tutto sommato non è che ci siamo. Il DNSH non c'entra niente, il DNSH è stato l'allegato 3 del DGLS 2011 è stato prorogato da no, cioè nel senso non esiste più, per cui è strano tu dai prescrizioni sulla caldaia a gas e non sappiamo neanche cosa stai facendo. Buono, c'è qualcosa di strano, probabilmente. Il 10%, questo 10% non è chiaro come funziona. Una volta tanto a dire sarà condizionato, è tenuto, è ceduto, i residenti fragili. Cioè non si fa un accordo di programma dove non sai se l'area viene ceduta, viene concessa, viene data, la fai giù, non la fai giù, la realizzata. Non mi tornano le misure. Cioè a un certo punto non mi tornano perché? Perché a un certo punto dice sviluppiamo questo e gli altri 20.000 li lasciamo lì. Come gli altri 20.000 li lasciamo lì? Si tratta di un piano attuativo, devi dare una destinazione totale. O no? Cioè qua ti fa un calcolo e ti dice, appunto, abbiamo 128.000 su 148.000, gli altri 20.000 dice restano a disposizione per eventuali sviluppi futuri. Come restano a disposizione per eventuali? È un piano attuativo, deve dare una completa definizione delle aree. Poi c'è la metà. Non puoi scriverlo così soprattutto, perché non lo fai, non lo so, ci sono altre cose. Non si capisce cosa è appunto tutta una serie di cose. Tra le altre, con le vostre norme si poteva già fare un piano, si poteva già fare un po'. Ci ho dato un'occhiata un po' e ho capito dove sta la variante. La variante sta nel rapporto di copertura e nelle altezze. Cioè, secondo le vostre vecchie norme, in quell'area ci poteva già stare un po' logistico. Il problema è che è a 9 metri di altezza. I magazzini automatizzati adesso chiedono almeno 12 metri di altezza. Infatti, se vedete le nuove norme, trovate 12 metri di altezza. Così come il rapporto di copertura arriva a 60, di solito è considerato 50. Per cui la variante non sta nella destinazione d'uso. La variante era già realizzabile perché c'era già tutto dentro nelle vecchie vostre norme, si poteva fare tutto anche caso di intolleranza. Il problema stava nei limiti dimensionali, non ha detto che facciamo una norma polivalente. Queste sono le forme che vanno dato e crea tutta una serie di problemini, ma soprattutto in questo disegno qua. Questa che cos'è? Un'opera fuori ambito? Non lo so, ma non può essere schedata, cioè non è che adesso io faccio il piano qua e faccio la strada di là. Devo dichiararlo se è una variante, quantomeno, anche perché vado a fare un'area non tua, una strada, e magari quello lì non se ne è accorto, cioè non lo so, non può essere. Così come esistono dei problemi di che fine fa quest'area, che ha un'altra destinazione, quest'area verde trasla, così, no? Appunto. Sì, ma questa cosa resta verde, non lo so, cioè esistono, sembra una cosa fatta molto veloce, purtroppo, perché certamente le persone competenti, ma tirata fuori e restano appunto delle domande. Questo accesso è accessibile o no? Cioè ho dei seri dubbi che possa essere considerato un accesso appunto all'attività industriale. Questo qua come è attrezzato? Questa strada è un'opera fuori ambito, che fine fa quest'area? Questo logo resta vuoto? Non lo so. Cioè, ripeto, è una cosa che non è stata molto uccisa, tra virgolette, a livello così di strumentazione e richiede probabilmente un po' più di riflessione. Grazie all'urbanista Calzadara, l'intervento è stato veramente
interessante. Ora chiamo qui con noi Patrizia Corrà, medica del lavoro e presidente di ISDE Padova, l'Associazione Medici dell'Ambiente, che ci spiegherà quali sono i potenziali danni sulla salute delle persone provocati appunto dai danni causati dai mezzi di trasporto, che come abbiamo capito non si sa che tipo di mezzi di trasporto ci saranno, quanti sono e che tipo di traffico potrà avere Tribano. Come un progetto che avrebbe portato moltissimi posti di lavoro, e ora lo vediamo nel concreto dopo anni di attività, che tipo di posti di lavoro sono stati creati e soprattutto come vivono le persone che lavorano ogni giorno dentro AgroLogic in situazioni non molto diverse da tanti altri poli logistici che ci sono, e anche nel caso di AgroLogic i posti di lavoro sono stati nell'effettivo molti meno di quelli promessi. Un'altra problematica appunto che si toccava anche prima del discorso del traffico che si fanno i poli logistici prima di creare delle strade. Ritorno al caso di AgroLogic a Monselice, era stata realizzata proprio in quel punto per avere un casello autostradale vicino, e adesso è attiva dal 2019, siamo nel 2024 e non è ancora stato posato un mattone per questo secondo casello autostradale, con tutto il traffico che si riversa proprio nelle vicinanze del centro di Monselice. Lascio la parola allora alla medica Patrizia Corrà. Sentite? Dunque, allora io mi ricollego un po' anche al primo intervento, quando si diceva il consumo di suolo comporta diciamo, dei danni all'ambiente ma anche dei danni alla salute. E questi danni sono riferiti fondamentalmente all'inquinamento atmosferico che aumenta e al riscaldamento globale che anche questo aumenta per il discorso del non assorbimento della parte del suolo. Allora, quindi noi qui parleremo, io ho fatto un elenco di inquinanti che ci sono nell'aria, ma andiamo più avanti. Noi siamo in una padana, siamo in quell'area lì nera, insomma, siamo la situazione peggiore italiana dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, come la Polonia, come i posti dove ci sono le miniere di carbone in sostanza. E vedete, questa è una statistica, diciamo, dell'anno scorso, gennaio-agosto 2023, e Padova risulta risultati proposti, sono inquinamento da polveri ultrafini. Quindi noi parliamo di inquinamento da polveri fini, che è il PM10, cioè le polveri che hanno un diametro da 10 cm in su, scusate, e polveri 2,5 ultrafini, 2,5 micron, che sono appunto a un diametro, diciamo, che non si vedono, insomma, come i virus, i microbi. Quindi Padova in questo caso, in questa statistica, era entrata la prima. Comunque Padova, Verona, Venezia, siamo sempre ai primi posti di queste classifiche. Allora, qui a Tribano non ci sono centraline fisse per avere un quadro dell'inquinamento, insomma, da polveri per esempio. Non ci sono centraline fisse dell'aria che misurino le polveri nell'aria. Le uniche centraline nella bassa sono Este e Monselice. Poi c'è anche l'area Pollina, c'è anche il parco Pollina. Allora, Este e Monselice, qui ci sono le concentrazioni del PM2,5, le polveri ultrafini, che sono le più pericolose, vedremo perché, negli ultimi anni, fino al 2022, perché il 2023 non c'è ancora nelle statistiche, non ci sono ancora. E quindi vedete, Este e Monselice siamo lì, no? Sono 19-20, direi che Monselice forse è un po' peggio di Este, ma comunque sono il limite attuale è 25,
qui insomma siamo abbastanza vicini. Però se guardiamo Padova, a Padova, le 3 centraline di Padova sono diciamo numeri più grandi, no? Addirittura superiamo il limite nel 2020 alla PS1. Questi a PS1 e a PS2 sono le centraline messe a controllo dell'inceneritore e sono sempre quelle che registrano più inquinamento da polvere. Però vedete, quindi siamo qui addirittura sopra o uguali al limite 25 eccetera. Però questo limite è considerato troppo alto e la stessa Europa lo vuole abbassare. Quindi vedete adesso questo qui non abbiamo un indicatore, PM 2,5 se voi vedete qui. Attualmente è 25, però lo vogliono, cioè, c'è già una proposta di direttiva europea che è stata anche già approvata dal Parlamento europeo, quindi si parla di ottobre per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea e viene portato a 10 entro il 2030. Ma già l'OMS invece consiglia 5 come limite, quindi qua siamo molto distanti. Se noi andiamo indietro un attimo a vedere anche il limite diventa 10, siamo fuori. Allora andiamo avanti. Ecco, esistono, però è successo anche che io ho trovato sul sito dell'ARPA, c'è anche un'indagine stata fatta a Trivano sulle polveri, o meglio sull'aria in generale, insomma. E è stata fatta perché loro hanno anche dei mezzi mobili e quindi che possono circolare, sono una provincia, eccetera. E hanno piazzato questi mezzi mobili in via dell'Eta a Trivano nel 2007 e nel 2008. Agosto-settembre 2007, dicembre 2007 e gennaio 2008, per un totale di circa 3 mesi. Questo si fa sempre estate e inverno, perché d'estate c'è il problema dell'ozono e d'inverno c'è il problema delle polveri, che vedremo poi. Allora, cosa è successo? Cosa è venuto fuori? È venuto fuori nel 2007, parliamo, 2007-2008. È venuto fuori che le polveri PM10, perché il PM2,5 non l'hanno misurato, polveri quindi fini, PM10 e il benzoapirene, che è un altro inquinante cancerogeno, eccetera, sono risultati in concentrazioni uguali o anzi un po' superiori a quelli di Padova. Quindi nello stesso periodo in sostanza. Quindi insomma, allora l'ozono poi lo stesso, anche l'ozono d'estate è risultato in concentrazioni superiori a tutte. Allora, cosa ha concluso l'ARPA? Diceva Trivano era classificato a bassa criticità, diciamo, di inquinamento ambientale, invece è meglio portarlo ad area critica, come le principali aree urbane del Veneto. Io ho trovato solo questo per quanto riguarda l'area di urbano, di Trivano. Poi questa roba qua non ha avuto sembra non abbia avuto nessun altro seguito, è rimasto lì. Però l'area di Trivano, voglio dire, è già. Allora dicevamo che l'ozono, che è un altro problema che abbiamo d'estate, l'ozono si sviluppa nell'atmosfera perché i raggi solari, l'azione dei raggi solari sull'osmosi, quindi subiscono sulle polveri, genera questo gas, che è un gas fortemente irritante. Infatti d'estate si dice non uscite nelle ore più calde, no? E il problema appunto c'è d'estate e siccome adesso col cambiamento climatico le temperature aumentano, il riscaldamento globale, la temperatura aumenta anche la radiazione solare e quindi aumenta anche l'ozono. Quindi l'ozono è un altro inquinante, quindi abbiamo d'inverno le polveri, perché le polveri sono prodotto della combustione, quindi c'entra il traffico, c'entra le industrie che inquinano, soprattutto per delle combustioni,
e c'entrano anche ovviamente i riscaldamenti domestici. Allora, quindi se vogliamo andare a fare un discorso per guardare, cioè parlare poi dei problemi di salute, vedete che la figura ci indica che in realtà non è solo un discorso di polmoni, è un discorso di polmoni, ma anche di cuore, ma anche di cervello, ma anche di apparato riproduttivo, e anche di pelle, e anche di diabete e turbe del metabolismo. Quindi in realtà c'è tutto il nostro, diciamo, sistema corporeo che è chiamato in campo, che è colpito da questo discorso di inquinamento. Vedremo poi il motivo. Allora, nell'apparato, se vogliamo poi vedere più analiticamente le malattie, allora nell'apparato respiratorio abbiamo un aumento delle morti e delle malattie per malattie respiratorie. E quindi ci sono le infiammazioni delle prime vie, poi c'è l'aumento dell'asma, le bronchiti, le polmoniti e alla fine anche il cancro dei polmoni. E l'apparato cardiocircolatorio è la stessa cosa, c'è un l'inquinamento atmosferico causa un aumento delle morti per malattie di cuore e anche un aumento di malati, compreso l'infarto, le arritmie, eccetera, e altri problemi cardiaci. C'è anche il sistema nervoso centrale che è colpito dall'inquinamento, e adesso per esempio le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, sono sempre più collegate al discorso all'inquinamento atmosferico, e anche i disturbi dello sviluppo neurologico, quindi per i bambini. Questo è anche molto grave. E poi nell'apparato riproduttivo abbiamo problemi per i bambini, basso peso alla nascita, eccetera, e poi anche diminuzione della qualità dello sperma maschile, quindi difficoltà alla concezione. Ecco, anche il diabete, sia di tipo 1 che di tipo 2, è una malattia che può essere che è collegata all'inquinamento, e anche si è visto che nelle aree più inquinate anche il Covid ci sono state più forme gravi di Covid, ovviamente per complicazioni tipo all'apparato respiratorio. Ecco, allora perché c'è questa azione nociva che colpisce tutti questi organi, questi apparati? Perché le particelle molto piccole, che dicevamo che sono le più pericolose, non trovano un ostacolo a andare direttamente nel sangue dai polmoni, vanno come vanno i microbi, vanno direttamente e passano dal polmone, passano nel sangue e quindi si distribuiscono in tutto l'organismo. Quindi se vogliamo fare un discorso anche di inquinamento atmosferico e cancro, allora il particolato atmosferico, cioè le polveri, sia PM10 che PM2,5, sono state classificate come cancerogeno certo per l'uomo, cancro al polmone e cancro alla vescica, questo da 4 anni. Poi il benzopirene, che era quello di cui si parlava prima, che qui è sopra il limite, è arrivato, è stato trovato sopra il limite, come anche a Padova. Questo benzopirene è un IPA, cioè un idrocarburo aromatico policiclico, è un prodotto della combustione, quindi quando si brucia qualcosa si sviluppa questo, anche nel fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta classicamente è un cancerogeno, e il benzopirene è uno dei principali fattori cancerogeni del fumo di sigaretta. E quindi questo qui parliamo di cancro al polmone, alla laringe, alla rena, alla prostata, alla mammella, per il benzopirene, quindi è un cancerogeno molto potente. Anche per quanto riguarda il cancro al seno, si è visto che il rischio aumenta, il cancro al seno nelle donne aumenta per ogni aumento di 10 microgrammi di PM2,5. Quindi anche quello, ecco, ricordiamo che in realtà per i cancerogeni non c'è soglia, quindi non c'è i nostri. Ecco, se vogliamo fare un discorso di danno, la stima appunto delle morti per i
misure, questi sono dati europei, AEA è l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Allora vengono stimati 70.000 morti all'anno nel 2022 per polveri, ossidi di azoto e ozono. Noi tra l'altro abbiamo il record in Europa. Ecco, tra l'altro anche il riscaldamento globale ha degli effetti sulla salute, no? Perché noi adesso qui abbiamo, cioè, il discorso del consumo di suolo comporta sicuramente un aumento dell'inquinamento da polveri e da ossidi di azoto, quindi un aumento dell'inquinamento atmosferico, perché se non altro per l'aumento del traffico pesante, eccetera, eccetera. Poi non sappiamo neanche cosa si va a instaurare in questo. Però poi c'è la seconda conseguenza è l'aumento della CO2, perché appunto questi terreni cementificati non assolvono più la loro funzione di assorbimento della CO2, quindi c'è un aumento della CO2 e quindi viene incrementato il riscaldamento globale. Allora il riscaldamento globale ha comunque degli effetti sulla salute, perché allora ci sono i colpi di calore, abbiamo visto che la cementificazione comporta comunque un aumento di queste isole di calore, no? si formano, dove il calore può essere anche 7-8 volte più forte diciamo, degli terreni liberi, dei terreni non cementificati. Quindi colpi di calore, ma poi anche aumentano i pollini e aumenta la durata, la persistenza dei pollini e quindi aumentano le malattie allergiche, quindi l'asma è in aumento. Sono molti anni che l'asma è in aumento, ma adesso è un aumento ancora maggiore. Poi abbiamo visto prima che l'ozono si sviluppa per la radiazione solare, se la radiazione solare aumenta è chiaro che aumenta anche l'ozono, quindi aumentano d'estate il picco di questo gas, che è un gas irritante per le prime vie, gli occhi, eccetera. E poi abbiamo la riduzione della verificale, che adesso non c'erano fino a pochi anni fa. So che abbiamo fatto un po' tardi, vi chiedo un attimo di pazienza, abbiamo gli ultimi 2 interventi. Abbiamo con noi Paolo De Mari di RDL Cobas che ci parlerà appunto del lavoro della logistica. Prego Paolo De Mari. Buonasera a tutti e a tutte. Abbiamo avuto degli interventi che ci hanno dato un sacco di informazioni, di dati. Io cercherò di essere il più breve possibile perché credo che sia importante anche discutere come opporsi a come muoversi per bloccare. Abbiamo degli esempi recenti nel nostro territorio, dove il Comitato delle Scienze Secondarie ha promosso o ha partecipato a iniziative in cui positivamente abbiamo bloccato dei progetti altrettanto pericolosi come Rio Carrare, la scelta di fare un mega centro commerciale a ridosso dei Colli che era stato approvato dal comune, ma la mobilitazione è riuscita a bloccarlo. La scelta, ad esempio, a Monselice di introdurre combustibile CSS nel cementificio è stato bloccato dalla mobilitazione. Quindi è possibile muoversi in questo senso e guardare positivamente anche a una vittoria anche qui a Tribano nei confronti di un progetto che abbiamo visto non solo tante lacune ma proprio tutta una serie di questioni non risolte. Allora, io sono Paolo De Marchi e faccio parte del sindacato ADL Cobas. ADL sta per Associazione dei Vigili Lavoratori e abbiamo una presenza molto, molto forte nel Veneto proprio nella logistica. Nella logistica in gran parte i lavoratori sono lavoratori stranieri, cioè o di generazione o di seconda o di prima generazione che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ma sempre di più lavoratori precari dal punto di vista della
presenza nel nostro paese. Addirittura gran parte dei lavoratori assunti, ad esempio, nel polo logistico di Monselice sono richiedenti asilo, per cui con un livello di ricatto abbastanza forte. Quando siamo entrati all'interno di questi luoghi, la dinamica di lavoro all'interno era quella di una divisione quasi etnica tra lavoratori e anche assunzioni attraverso forme di caporalato. Un caporalato che non è solo ed esclusivamente quello che ci ricorda il caporalato della campagna del sud, ma che è collocato al centro del ciclo produttivo capitalistico. No? E la logistica è uno dei centri nevralgici del sistema mondiale capitalistico. Proprio in questo luogo il caporalato ha un ruolo fondamentale, cioè attraverso mediatori molto spesso della stessa etnia di quelli che poi vengono assunti, fanno da filtro e fanno entrare questi lavoratori all'interno della logistica. Quindi in questi luoghi, quando noi siamo arrivati, vigeva un forte livello di sfruttamento e oltre a questo anche di precarietà e di condizioni di lavoro molto, molto dure. Il sistema degli appalti, dei subappalti facevano sì che la ditta madre poteva far muovere lavoratori attraverso committenze come voleva all'interno di questi luoghi. Quindi quando ci parlano di arrivo di posti di lavoro e di occasioni di lavoro nel territorio, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Ad esempio a Monselice la promessa delle decine, centinaia di lavoratori si è ridotta nel trasferimento di gran parte di quelli che oggi lavorano all'interno del polo logistico di Monselice, che sono stati presi da altri poli logistici della provincia e sono stati trasferiti a Monselice. Una piccola parte, soprattutto richiedenti asilo, lavorano poi all'interno di questo luogo e abitano nei dintorni di Monselice, in condizioni molto dure anche di trasferimento di lavoro. Se qualcuno di voi ricorda, c'è stata recentemente la morte un anno fa di uno di questi lavoratori che di notte è stato, a fine turno, è stato travolto da un mezzo, da un camion, ed è morto proprio perché non esiste. Il polo logistico è esterno al paese, per arrivare in quel posto nella gran parte si sposta o in bicicletta o durante i mezzi di fortuna, e i turni che finiscono magari di notte o mattina presto creano problemi per questi lavoratori. Quindi quello che io volevo portare come contributo è questo, cioè noi andiamo incontro a questi luoghi, a luoghi dove non c'è una grande presenza lavorativa assunta in loco, ma trasferimento di lavoratori che sono in condizioni più precarie di altri, costretti a muoversi sul territorio. Alla fine, infine, abbiamo visto che la logistica sta consumando moltissimo territorio. Oggi è la destinazione d'uso maggiore del consumo del territorio nel Veneto, perché con l'e-commerce aumenta la diffusione di merci e quindi la necessità di destinare poli un po' ovunque sul territorio. E questa dispersione dei poli ha anche una seconda funzione, che è quella della disgregazione della capacità di lotta dei lavoratori, perché più vengono frammentati, meno possibilità ci sono per le attività antisindacali
sindacali, per l'organizzazione sindacale, di difenderli e di organizzarli nei loro posti di lavoro. Quindi questa è la panoramica che possiamo dare come contributo, come sindacato. Mi fermerei qui su questo. Il consigliere del consorzio di bonifica di Geoganeo ci parlerà proprio del rischio idrogeologico che accompagna il progetto. Allora, sarò velocissimo, vista anche l'ora. Intanto io sono stato eletto in una lista che si chiama Cittadini e Consorzi, che praticamente è una lista civica che è presente all'interno di minoranza all'interno del consorzio Adi Giuliano. I consorzi di bonifica all'interno di tutti questi discorsi che abbiamo sentito questa sera hanno un ruolo fondamentale, perché tutti i piani urbanistici pubblici, ma anche tutti gli interventi privati, eccetera, alla fine devono sempre avere un parere che è espresso dal consorzio di bonifica, che deve valutare possibili problematiche idrauliche legate a questi progetti. Qua faccio rapidamente, siccome il sindaco nell'assemblea in cui aveva presentato il progetto si è riferito più volte ai consorzi di bonifica, faccio una rapida sintesi degli interventi che proprio ha fatto il sindaco in due occasioni in particolare. Una il 30 agosto 2023, in un articolo sul Gazzettino, Cavazzana aveva presentato un progetto approvato con il consorzio Bonifica di Giuganeo, cioè aveva presentato un progetto di un piano anti-allagamento per mettere in sicurezza le zone a rischio idraulico, tra cui anche la zona che abbiamo visto, che è appunto denominata Le Vallette, che prevedeva l'inizio dei lavori in marzo 2024, quindi 2 mesi fa, e un costo delle opere per 4 milioni di euro. Poi l'11 ottobre, in un volantino diffuso dalla lista del sindaco, praticamente il sindaco scaricava la responsabilità della scelta della destinazione industriale di quell'area agricola produttiva. Praticamente diceva che non è stato certo il comune di Tribano, ma è un frutto della volontà dei comuni del Conselvano che avevano approvato e sottoscritto il documento iniziale, il documento del Patti già nel 2005. Poi affermava anche sempre sotto volantino che non esiste nessun rischio idrogeologico per l'area oggi destinata a polo logistico. Infine, la cosa secondo me imbarazzante, l'amministrazione di Tribano, proprio nel volantino, diceva respinge la relazione del consorzio di bonifica Adi Giuganeo, dove si prevede il rialzo dell'area con terreni di riporto, precisando invece che dovrà essere messa in sicurezza tutta l'area su cui grava il deflusso delle acque del comune, quindi compresa anche l'area del polo produttivo. Allora, io sono andato a parlare con il direttore del consorzio, Adi Giuliano Corello, che mi ha chiarito che dei 4 milioni citati da Cavazzana sono stati reperiti solamente 300.000 euro e che tale intervento infatti non compare nel piano delle opere previste dal consorzio di bonifica, e infatti il 4 marzo i lavori non sono iniziati, non è iniziato nessun lavoro e neanche si prevede a breve nessun tipo di lavoro. Dopo, sul fatto che Cavazzana ha scaricato le responsabilità delle scelte fatte 20 anni fa, io volevo solo ricordare che dal 1990 fino al 2008 Cavazzana ha partecipato sempre alle amministrazioni comunali anche con il ruolo di assessore, quindi in qualche maniera c'entrava. Poi volevo anche ricordare
ricordare che Cavazzano dal 1994 fino almeno al 2008 è stato consulente di Cosecon, per cui ha curato decine di interventi urbanistici pubblici e di edilizia privata. E dagli inizi del 2000 volevo ricordare a tutti che tutti i 13 comuni del Conselvano avevano attribuito, affidato a Cosecon con la sottoscrizione dei cosiddetti patti parasociali, la stesura e la scelta di tutti i piani urbanistici dei singoli comuni. E quindi, e che poi nel 2008 comunque il comune di Trivano ha adottato il patti, condividendo quindi tutte le scelte anche su quell'area. Quindi scaricare su altri queste colpe mi sembra quantomeno avventato. Sul mancato rischio idrogeologico, cioè proprio Cavazzana appunto dice non c'è nessun rischio idrogeologico, basta leggere comunque i documenti che sono allegati alla variante numero 7 che portano tutti la firma dei consulenti del sindaco, ma anche la firma dello stesso sindaco. Sul documento, dunque nella relazione sulla non necessità della valutazione di incidenza ambientale, a pagina 2 troviamo scritto: bisogna risolvere il problema idraulico che da anni affligge l'intera zona, che verrà occupata dal polo logistico, senza gravare in alcun modo sui fondi posti a sud dell'intervento. Nel rapporto ambientale, nella carta delle fragilità, pagina 19, l'area in oggetto viene definita area idonea a condizione per deflusso difficoltoso e a pagina 138 la zona ha una quota media di campagna inferiore di quasi 1 metro rispetto alle quote dei terreni circostanti e ciò compromette da sempre il deflusso naturale delle acque piovane, specialmente in occasione di eventi particolarmente intensi. Ricordo a questo proposito che le aree considerate idonee a condizioni, per queste aree va prodotta una specifica relazione geologica e geotecnica proporzionata alle caratteristiche e alle dimensioni dell'opera in progetto, che nel comune di Bagnoli, proprio lo scorso anno, la Commissione Tecnica Regionale ha bocciato la realizzazione di un campo fotovoltaico, molto esteso, ma comunque sicuramente molto meno impattante dal punto di vista dei problemi idrogeologici rispetto al capannone colossale come quello previsto a Trivano, perché appunto la commissione tecnica ha ritenuto inadeguata la documentazione presentata da quei progettisti, perché l'area è caratterizzata da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico. Sulle prescrizioni invece, sul fatto che il sindaco ha scaricato il progetto, cioè le condizioni che ha posto il consorzio di bonifica, ricordo che sempre allegato alla variante nel rapporto ambientale e compatibilità idraulica sottoscritta dal sindaco e dal consorzio di bonifica, a pagina 100 si legge: il progetto ha già ottenuto il parere del consorzio di bonifica Euganeo e si prevede l'innalzamento delle strade, dei parcheggi, dei fabbricati alla medesima quota della circostante zona industriale. Perché il sindaco appunto rinnega oggi quello che ha sottoscritto? Perché fondamentalmente chi è che pagherà questi costi che sono enormi? Perché si parla di, se la quota è inferiore di 1 metro per 150.000, si parla di 150.000 metri cubi di terra da trasportare, che arrivano non si sa bene da dove, che ha costi astronomici, e naturalmente chi li pagherà? Li pagherà il comune o li pagherà il privato che dovrà fare i lavori? Magari ce lo dirà. No, sì, ma il privato non si accorderà mai una cifra, perché si parla naturalmente di milioni di euro di costi. Grazie. Chiamo proprio per brevemente Luca Bertolin del comitato Lasciateci Respirare No Polo Logistico di Maserata.
che ha gli stessi problemi molto simili che ci sono qui a Tribano, quindi insomma 2 paesi specchio con una problematica molto simile. Prego. Buonasera a tutti, io sono Luca, sono il portavoce del comitato che si è costituito a Maserà e mi fa piacere essere qua stasera perché mi ritengo un po' di Tribano, un po' se chiamati fratelli o cugini, perché siamo accomunati da un po' di aspetti. Noi ci siamo trovati intanto sotto l'ala del comitato Lasciateci Respirare che ci sta dando una grossa mano. L'altro aspetto che ci unisce è quel motto che ho visto che voi avete fatto vostro, che è quello che dice che il territorio non si vende, si difende. È un motto che abbiamo utilizzato anche noi, anche nelle manifestazioni, anche nella nostra prima manifestazione, che non è stato un caso. Perché quel motto è lo slogan che il nostro sindaco a Maserà ha utilizzato nella sua campagna elettorale. Il territorio non si vende, ma si difende. Dovrebbe anche dimostrarlo con i fatti, solo perché lo stiamo vedendo. L'altra cosa che ci accomuna comunque questa cosa, che io non chiamo progetto, io chiamo porcheria. Perché regalarci 100.000 metri quadri di cemento in un territorio che nel nostro caso è sì edificabile, ma che poi nel corso degli ultimi 20 anni è diventato un ibrido, quindi ci sono palazzine, ci sono famiglie che abitano, per me è una porcheria. E ci accomuna appunto questo fatto di un polo logistico dove dietro alle spalle c'è una società, non c'è qualcuno che commissiona un capannone da utilizzare, lo commissiona per venderlo. Sostanzialmente ha un'impresa che lo costruirà e si occuperà poi di riempirlo, non si sa bene come, non si sa bene a chi, si parla di Amazon ed è abbastanza probabile di dimensioni, ma non abbiamo alcuna certezza da chi verrà occupato e se verrà occupato nella sua totalità. Le promesse sono bene o male le stesse, quindi tanti posti di lavoro e tanto benessere che noi esattamente non vediamo e continuiamo a chiedere anche alla nostra amministrazione di dimostrarci, di raccontarci quale sarà il benessere e quali saranno queste cose positive che un polo logistico dovrebbe portarci. Viene tutto sminuito sostanzialmente perché inizialmente si è detto che si tratterà di logistica morbida. Io ammetto la mia ignoranza, faccio fatica a capire cosa sia la logistica morbida, ma ci viene sempre detto state tranquilli, faremo tutto quello che sarà necessario. Ora, io compio 50 anni quest'anno, quindi nel 69 non c'ero, però ho visto Paolini a teatro, ho letto i libri, ho visto il film e mi pare che state tranquilli, sia stato detto anche a qualcuno a Longarone. Le conclusioni poi le conoscete anche voi quali sono state. Io onestamente mi sono chiesto 2 cose. Perché si fanno queste cose? Perché stanno fiorendo i poli logistici? Credo che fondamentalmente il filo che lega tutto sia l'egoismo di chi commissiona questi edifici, lo fa per arricchirsi, per speculare, per venderli. L'egoismo delle amministrazioni, che di facciata le spacciano per bene e benessere per la collettività, di fatto servono solo a incamerare oneri, in cui poi ci regalano una pista ciclabile, 2 rotonde, 3 panchine e posti di lavoro che abbiamo capito che, di che tipo di posti di lavoro si tratta. Quello che poi sentivo anche una signora diceva prima, come facciamo a fermare questa situazione? Banalmente, mi viene da dire che basterebbe dire no. Non è vero che perché un terreno è edificabile, perché ci sono dei diritti acquisiti da parte dei proprietari di terreni, va per forza accettato tutto. Se qualcosa porta dei rischi, basta dire no. E onestamente dopo quello che ho sentito questa sera, io mi chiedo quale essere umano sano di mente e quale amministrazione che davvero voglia il bene e il benessere dei suoi cittadini possa decidere di portare avanti dei progetti di questo tipo. L'altra spiegazione che mi do è che dipende un po' anche dal nostro egoismo. Noi vogliamo tutto subito e noi pensiamo che poi quando arriviamo a casa la sera, chiudiamo la porta, quello che succede fuori è un problema di qualcun altro.
Ci vuole secondo me meno egoismo e più volontà di fare gruppo. Non è un problema né di Tribano, né di Maserà, né di Monselice, né di Dozzo, né di, non mi ricordo le altre situazioni, Vescovana. Non è un problema dei singoli, è un problema di tutti. Primo perché, l'abbiamo capito prima, noi siamo a Maserà, il casello più vicino è Termelgane. C'è tutta strada Battaglia, i camion transiteranno da Termelgane verso Maserà su strada Battaglia o lungo la tangenziale, non lo sappiamo. Il traffico non si ferma, l'inquinamento non si ferma. E anche ammesso che questo progetto non si faccia a Tribano, non si faccia a Maserà. Il problema non è risolto, il problema è una pallina da ping pong in balzo da qualche altra parte. Quindi si tratta di informarsi e di cercare di darci una mano tutti insieme. Grazie. Salutiamo gli amici di Facebook che ci seguono da casa e per ora finiamo la diretta e lasciamo spazio.